Ci tengono che sia proprio il bambino a venire a chiedermi scusa di persona. Chiaramente loro l'hanno già fatto come genitori, ma anche questa cosa significa un voler insegnare la responsabilità e le conseguenze anche di quello che si fa. Lei è pronto a perdonare? Assolutamente sì, sì, sì. Ripeto, questa telefonata mi ha lasciato spiazzato e senza parole. Nel tempo di 24 ore, quella che è stata una tragedia sfiorata è diventata una storia quasi a lieto fine. A farsi avanti con papà Diego Tiveron è stato un altro padre, quello del tredicenne che martedì sera ha scagliato contro l'Audi dell'uomo un sasso mentre stava percorrendo la Castellana, mandando in frantumi parte del parabrezza. Sono da poco passate le 18, Tiveron è alla guida della sua auto, sui sedili posteriori le due figliolette di 3 e 7 anni, a bordo strada quello che sembra un ragazzino fermo in sella alla sua bici gialla. Poco prima di passargli accanto ho visto che ha allungato il braccio verso il centro della strada e ho sentito un forte botto sul cristallo anteriore. Sono riuscito ad accostare senza sbandare, mi sono fermato, ho visto la bici che scappava e quindi ho provato a fare inversione per correre dietro a questa persona, a questo ragazzo, almeno per capire la motivazione e fargli vedere cosa aveva combinato. Il giovane si dà alla fuga con il 37enne che lo segue passo passo con la macchina. Con il vetro aperto io continuavo a urlargli di fermarsi, che aveva fatto un disastro. Il ragazzino si ferma all'altezza di un negozio dove inizialmente interviene anche un secondo uomo. Quando gli è stato chiesto di chiamare i suoi genitori ha negato, insomma, ha preso ancora di più paura, allora io a quel punto ho detto, va bene, sai cosa c'è? Chiamiamo i carabinieri e poi vediamo. A quel punto lui ha preso la bici ed è scappato via. Tiveron lo lascia andare, la sua priorità è quella di tranquillizzare le figlie, ma una volta a casa condivide sui social quanto accaduto, dando un breve identikit del giovane. Tra solidarietà e sdegno, dopo poche ore si fanno avanti i genitori dell'autore del gesto, sono mortificati e presto quindi ci sarà un chiarimento. Per papà Diego tanto basta per tirare un sospiro di sollievo. Ci sono genitori che sanno educare. E quindi non sporgerà querela? Non sporgerò denuncia, c'era l'intenzione di andare a fare denuncia, ma ho deciso di non farlo.